Della prima parte dell'ultimo giro la resistenza di chi segue, questo Eliud Kipchoge che in questo momento nell'incedere ricordava Poltergat, altro keniano capace di 5 vittorie consecutive al campionato del mondo, l'ultima nel 1999 a Belfast, ed ancora senza quasi mai voltarsi, quasi fosse una gara a cronometro, quasi fosse impostante il risultato cronometrico, non ha mai rallentato o quasi, prendendo comunque in mano la situazione e andandola a vincere questa 5 Mulini edizione numero 76. Certamente Franco ha dato una prestazione delle sue possibilità, delle sue capacità. Praticamente prima del mondiale ci saranno altri cross, ma Kenenisa Bekele deve stare molto attento. Quest'anno si sono già incontrati 2 volte, ha vinto sempre Kenenisa Bekele e dunque ci sarà una grande rivincita. Il Tadesse sta prendendo le misure, sarà una grande gara. Sì, e questo... 2 ex connazionali, nel senso che l'Eritrea è diventata indipendente rispetto all'Etiopia. Ed ecco qui che arriva all'interno dell'inquadratura il secondo Eliud Kipchoge. Già si stanno agitando i connazionali di Zersenay Tadesse in tribuna con la bandiera multicolore del loro paese. Più di mezz'ora di gara, sta per arrivare al traguardo, si agitano i connazionali proprio in tribuna, applausi, sventolar di bandiere nazionali dell'Eritrea, la bandiera verde, rossa, azzurra. Certamente un eroe nel suo paese, è la prima medaglia olimpica, bronzo, 10.000 ad Atene, e vedete infatti lancia già un messaggio proprio a loro. Il sorriso è tutto per i connazionali che tante volte lo hanno accompagnato. Vittoria di Zersenay Tadesse nella 5 Mulini edizione numero 76, è pronta la bandiera per lui e l'abbraccio con i connazionali. Il secondo posto alle spalle di Zersenay Tadesse, di un, a questo punto sì, rassegnato Eliud Kipchoge, che ha preso un nettissimo margine di 16 secondi proprio nel corso dell'ultimo giro, anzi nell'ultima metà dell'ultimo giro. Allora, primo Zersenay Tadesse, secondo l'atleta Eliud Kipchoge. Questo è il risultato della edizione numero 76 e poi il terzo posto di Matthew Kisorio. Qui chiudiamo la 5 Mulini edizione 1976 dicendo che il primo degli italiani è ottavo Buttazzo, il primo degli europei sesto Günther Weidlinger. È tutto da San Vittorio Olona, Milano.